Nemmeno il tempo di votare in Senato, il decreto mille proroghe che è già iniziata la rivolta dei sindaci e poco importa il colore politico, siano di destra o di sinistra la rabbia sta montando contro la sospensione delle convenzioni del bando periferie con la richiesta di un rinvio al 2020 dei fondi destinati ai diversi progetti per rilanciare le aree urbane. In Veneto sono quasi 150 i milioni che i comuni vedono allontanarsi dalle loro casse. Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, definisce il congelamento molto grave. Perdiamo tanti soldi che già, almeno per la città di Treviso, mi pare erano già destinati, c'era già una pianificazione dei progetti e di tutto quello che poi sarebbe seguito. Si progetta, si pianifica e poi salta tutto. Non si può continuare così. Oltre all'autonomia di cui sono stati espropriati negli anni, se adesso gli si sottrae anche soldi già assegnati, no, non è possibile lavorare in questo modo. 14 milioni di euro i soldi che Treviso avrebbe voluto investire per la riqualificazione di Santa Maria del Rovere e Selvana, progetti che ora rischiano di finire chiusi in un cassetto. Ovviamente non posso essere soddisfatto di questo emendamento perché di fatto penalizza Treviso, che vede praticamente bloccati 14 milioni destinati alle periferie, anche a fronte di 350 mila euro di spese di progettazione che di fatto sono già state erogate. Più attendista il governatore del Veneto, Luca Zaia. Vedo però che ci sono degli aspetti da sottolineare. Il primo, che si legge dell'incostituzionalità, si dice che il congelamento, e da quello che ho letto anche dalle dichiarazioni di esponenti del governo, è solo un rimandare al 2020 il finanziamento. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma. Dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni. È pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni.